Buongiorno e bentornati a Da Tu per Tu di Ultima Ora Live. Oggi è con me Roberto Toigo, segretario generale Will Veneto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Allora, oggi parliamo di un tema che negli ultimi giorni e settimane è rimasto spesso al centro della cronaca, che è quello degli infortuni sul lavoro, che è un tema comunque ricorrente anche nel corso dei mesi, degli anni, insomma, spesso succede purtroppo di dover raccontare delle morti o dei gravi infortuni sul lavoro. Voi state portando avanti una campagna per cercare di frenare questo problema. Di cosa si tratta? Allora, la Will già da 2 anni, ancora di più, ha una campagna Zero morti sul lavoro. Una campagna che poi è sposata da tutte le altre parti sociali, anche dai altri colleghi del sindacato. In Veneto poi, 15 giorni fa, abbiamo fatto una manifestazione importante. Con una chiatta abbiamo sfilato nella laguna portando 101 bare, ma non è un numero a caso. 101 bare sono il numero dei morti sul lavoro in Veneto nel 2023. Un numero impressionante. Quando ti rendi conto di vederle tutte assieme, capisci che c'è qualcosa da fare. Noi abbiamo fatto questo per sensibilizzare le persone e le istituzioni al problema. Poi ci siamo anche domandati noi del Veneto, ma siamo in Veneto, siamo un disastro per quello che riguarda la sicurezza sul lavoro, siamo i peggiori, i dati fanno paura. Per fortuna ci rendiamo conto che in base alle ore lavorate il Veneto sta meglio delle altre regioni. Noi abbiamo avuto qua i dati sott'occhio, un meno 8,58% di infortuni sul lavoro in base alle ore lavorate, rapportate anche alle altre regioni, e nel triennio c'è stato un calo dei decessi sul lavoro del meno 27%. Questo vuol dire che le azioni che si fanno stanno portando a qualche risultato, però i numeri sono fissi lì. Abbiamo più di 100 morti. Quest'anno c'è stato questi giorni un disastro assoluto e Esatto. quasi tutti uguali, cadute dall'alto, questo, l'altro e quest'altro. Dunque la ricetta, se noi potessimo individuare chi crea il problema, l'avremmo già risolto. Io sono consapevole e credo che il 99% degli imprenditori non abbiano nessuna voglia che nel loro cantiere si faccia male qualcuno e spendano delle risorse perché questo non succeda. Poi abbiamo anche quello strano, ma Meno insomma attento, meno è sensibile, diciamo così. meno sensibile, però non è così. Allora c'è qualcosa di fisiologico o no? Purtroppo la morte, qualcosa può anche capitare sotto l'aspetto fisiologico se si lavora o non si lavora. Ma io credo che il tema principale sia quella cultura della vita che non c'è più, perché ci sono gli infortuni sul lavoro, ma ci sono anche gli infortuni stradali che sono dei numeri Certo. pazzeschi. Io sto Spesso chiedendo, infortuni appunto casa-lavoro che sono considerati infortuni sul lavoro di fatto anche il tragitto esatto, per eh, andare o tornare da casa. esatto. Io credo che bisogna fare lavorare su due cose. Uno, più controlli, ok, ma la stupirò nel dire che una delle aziende che ha avuto l'infortunio mortale 15 giorni fa era stata controllata dalla Spisa 10 giorni prima, dove gli avevano detto di fare qualcosa, eccetera, ma l'avevano trovata anche sana. In Veneto abbiamo migliaia e migliaia di aziende, proviamo a immaginare quanti carabinieri ci vorrebbero per controllare tutte le aziende. Dunque non sarà sufficiente quello. La formazione se è capita e condivisa, bene, se è un peso diventa un problema. Dunque bisogna partire dalle scuole a insegnare la cultura della vita. Io quando andavo a scuola mi insegnavano a pelare la patata e mi dicevano che non dovevo mai farla così verso di me perché mi potevo tagliare. Dovevo farlo all'opposto perché il coltello non doveva mai andare verso di me. Io quella roba l'ho fatta in quinta elementare, Ancora la ricorda. me la ricordo ancora. E dunque significa che quando una persona va sul tetto deve essere legato. Se non è legato sul tetto non ci deve andare. Dunque, formazione, servono i controlli, servono i protocolli con la regione che abbiamo ma stiamo rinnovando e speriamo di rinnovare insieme, ma serve la cultura della vita. Io sto dicendo, ieri ho lanciato un appello a chi lavora. State attenti, mettetevi anche voi del vostro. Andate più lenti, non su di corsa, giù di corsa, eccetera, no? E se vedete che c'è una situazione di pericolo, rifiutatevi di andare, perché fate del bene a voi stessi, fate del bene alla famiglia, ma anche allo stesso imprenditore che credo che non Certo. abbia nessun voglia di vedere l'operaio che cade. Sono sempre gli stessi infortuni che capitano, no? Vuol dire che bisogna iniziare una logica diversa di pensiero delle cose e bisogna agire su più fronti, perché altrimenti non se ne viene fuori.
Ecco, quindi il rischio zero non esiste, però possiamo avvicinarci sempre di più, insomma, e cercare di essere sempre più sensibili, più attenti e limitando il possibile pericoli. Questo è un po' il Sì, messaggio. ma vede, se noi, anche tutto il lavoro che facciamo in Veneto, delegati alla sicurezza di bacino, eccetera, eccetera, con la bilateralità, se noi non avessimo fatto quel calcolo in base alle ore lavorate, sarebbero frustrati anche loro, perché si alzano la mattina e dicono quello che faccio non serve a niente. Invece no, quello che stanno facendo sta portando a casa dei risultati positivi. Vuol dire che se agiamo a 360 gradi, come dice lei, dire che non ci deve essere nessun infortunio significa che tutti devono stare sul letto, sul divano, in cassa integrazione, e poi gli viene l'infarto perché non riescono, non camminano. Dunque non esiste. Purtroppo la vita è vita perché c'è anche il resto. Ma se mi capita che in una stessa provincia due lavoratori sono caduti e si sono, è vero che non sono morti, ma sono massacrati, poveretti, sono caduti dal tetto a 50 km di distanza, tutti e due per lo stesso motivo, eccetera, vuol dire che qualcosa c'è che non funziona. Cioè tu non devi andare sul tetto se non sei legato. Facevo una riflessione ieri sera, i vigili del fuoco, anche loro hanno i loro infortuni purtroppo, ma sono in delle situazioni precarie, difficili e così via, e riescono a venirne fuori pur essendo tutti bardati, essendo tutti. Vuol dire che se si vuole e se c'è cultura e formazione, qualcosa si può fare. Tutto a caso, tutto veloce, tutto di corsa, veloce perché il PNRR si no scade, veloce perché la ditta ha preso tre appalti e altrimenti non ce la fa finire, veloce perché il committente non c'è, perché c'è questa velocità, questo modo di fare sta distruggendo le nostre vite e non solo le vite, ma anche la qualità dei lavori che facciamo. Ecco, quindi un ultimo appello è anche quello alle aziende, alle imprese, a non derogare mai sulla sicurezza. La sicurezza non deve essere mai concepita come un costo, ma sempre come un investimento o comunque una necessità, un obbligo, insomma. Ma deve entrare nella logica che la sicurezza è bella. Allora se entra in quella logica, è la logica della differenziata. Noi abbiamo insegnato ai bambini la differenziata. Se mio figlio mi vede mettere la plastica sul coso sbagliato, perché è diventata una cosa bella, è una cosa giusta da fare. Se noi non entriamo nelle menti delle persone che la sicurezza è una cosa bella, è una cosa giusta, noi lo vedremo sempre come un peso, è come la cintura di sicurezza. All'inizio era un incubo, ma a furia di dai e dai è entrata nella logica Certo. nella stragrande maggioranza di questo paese. La sicurezza sul lavoro deve essere questa. Di lavoro si deve lavorare, bisogna vivere in serenità e bisogna, ripeto, andare un pochettino più lenti perché questa velocità nel fare le cose che abbiamo ci porta a infortuni sul lavoro e anche a risultati malfatti. Con questo bel messaggio io ringrazio Roberto Toigo, segretario generale della Will Veneto, per essere stato con noi e rinnovo l'appello appunto a maggiore attenzione, sicurezza e ad andare più piano. Grazie. Insieme ce la possiamo fare. Grazie a lei.